Buongiorno a tutti ragazzi, oggi voglio fare pasta e patate, diciamo con la scamozza, quindi ragazzi un piatto semplice, facile, quindi olio extravergine d'oliva, patate, un bicchiere di passata di pomodoro, la scamozza giustamente, la pasta mista, qua ci sono 130 grammi per una persona, va bene, e qui ci sta il soffritto, quindi sedano, carote e cipolla. Quindi andiamo a soffriggere prima questo trito, poi aggiungeremo il pomodoro, poi le patate e poi man mano poi vediamo nel video stesso come fare questa pasta e patata con la scamozza, quindi un piatto diciamo unico, quindi oggi mangerò solo questo veramente, quindi vi farò vedere come farlo veramente bene bene bene, quindi andiamo e incominciamo. Ecco qua ragazzi il fritto misto che sta bello rosolando quindi nell'olio. Adesso andremo ad aggiungere le patate fatte a cubetti. Eccole qui ragazzi, quindi a quadrettini di un paio di centimetri al massimo, e quindi andiamo ad aggiungere diciamo nell'olio. Ecco qua ragazzi, facciamo stare giusto 2-3 minuti e poi metteremo la passata di pomodoro. Ecco qui ragazzi, messa la passata di pomodoro, giusto 5 minuti, e andremo a mettere un litro d'acqua. Ecco qua come si presenta ragazzi, quindi giusto 5 minuti così e poi metteremo l'acqua. Ecco qui ragazzi, abbiamo messo il litro d'acqua, adesso metteremo il coperchio e quindi aspetteremo una, diciamo che si deve ritirare ragazzi la metà dell'acqua che abbiamo messo, e poi andremo a mettere giustamente la pasta mista, quindi si deve ritirare l'acqua che abbiamo messo per la metà che vediamo, quindi bello denso denso diciamo, quindi una metà, poi l'altra metà cuocerà con la pasta, poi man mano vedremo come fare. Allora ecco qua ragazzi, sta bollendo, ho raccolto due patate che schiaccerò con la forchetta e poi andrò a rimettere di nuovo qui dentro, quindi procediamo. Ecco qua, le ho schiacciate ragazzi, adesso le andiamo a mettere qui dentro, quindi buttiamo tutto dentro e adesso metteremo la pasta ragazzi, eccola qui come avevamo detto, e adesso giriamo un attimo, quindi adesso facciamo bello cuocere per bene, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere giusto per 20 minuti. Ecco qua ragazzi, è pronto, adesso mettiamo la scamozza. Ecco qua ragazzi, l'abbiamo messo, quindi spegniamo il fuoco, facciamo una bella giratina, giusto, vedete, esce bella pastosa pastosa ragazzi. Ecco qua, facciamo riposare giusto 10 minuti e poi impiattiamo ragazzi, quindi vediamo come è uscita, ma la faccia è già ottima, si vede già. Ecco qua ragazzi, il piatto è terminato, quindi come potete vedere è ottimo, guardate. Quindi ragazzi, bello caldo caldo, quindi buon appetito a tutti ragazzi e ci sentiamo con il prossimo video. Se permettete, ora lo vado a provare. Ciao a tutti.